i Tammura di Girgenti in onore di San Calogero, e non posso descrivervi il suono che c'era qui dentro i nostri studi, la potenza di questi tammuri. Quest'anno 10 anni dalla loro costituzione, come sapete il 18 di giugno è il giorno ufficiale, quello calendariale per la festa di San Calogero, e da qui poi fino a settembre inoltrato nelle varie città della provincia di Agrigento si festeggia questo meraviglioso santo, il Santo Nero, San Calogero, che insomma tanto venerato è da qualsiasi parte. E poi insomma abbiamo voluto rendere proprio questo omaggio, e come un saluto affettuoso e di cuore facciamo, prima di iniziare la nostra trasmissione, ai circa 500 studenti che hanno iniziato il loro momento forse più importante del quinquennio scolastico, ovvero l'esame di maturità con la prova di italiano per tutti, poi la seconda prova in relazione all'indirizzo di studi, e poi tutto quello che è appunto questo importante avvenimento degli esami di maturità. Ci hanno fatto anche un film notte prima degli esami, ognuno di noi magari se la ricorda e l'ha trascorsa in maniera particolare. Voi siete sintonizzati con Televideo Agrigento, l'LCN 92 del digitale terrestre, e ne tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale. Target con voi è la 37esima puntata della stagione 2017-2018 e ci avviamo praticamente alla fine. Oggi dovrebbe entrare pure dal punto di vista calendariale l'estate, ma abbiamo visto insomma il tempo un po' così strano, ormai anche il Mediterraneo fa parte del clima tropicale, caldo e pioggia, insomma sono questi quelli che naturalmente sono i cambiamenti climatici. Bene, noi siamo qui ancora una volta per parlare di alcuni avvenimenti, diciamoli, importanti, con personaggi del mondo della cultura, del giornalismo, del volontariato, della musica, insomma tutto quello che ormai da un decennio vi offre Target, cercando di mettere in evidenza e di amplificare con i mezzi televisivi quelle che sono queste piccole e grandi realtà del nostro territorio. Bene, inizio allora con la presentazione di quelli che sono gli ospiti di questa serata. Iniziamo come al solito dalla mia sinistra. Gradito ritorno a Target per Angela Zicari, lei è la presidente della federazione regionale del movimento Noi Liberi, eccola qua, la vedete inquadrata, perfetto. Continuiamo con una novità, insomma. Lui l'ho dovuto pressarlo per venire e poi ho imposto la mia nazionalità. Gli ho detto: Silvio, io sono di Favara, stai attento. Silvio Schembri, giornalista delle Iene, grazie della presenza. Grazie a te. Continuiamo con un altro gradito ritorno, anzi due graditi ritorni, perché ne parliamo praticamente quasi ogni anno in questo periodo. Lui è Francesco Baldacchino, è il presidente dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier. Salve. E con lui Alessandro Maulo è il responsabile dell'evento Sicilia in Bolle. Continuiamo con Vincenzo Chiapparo, lui è un security manager, parleremo di questa professione, di quello che è insomma il suo lavoro, il suo percorso. Poi la nostra ospite musicale, a parte i Tammura naturalmente, Elisa Donisi, cantante, e abbiamo iniziato insomma con l'onore a San Calogero. Lui è Don Giuseppe Veneziano, è il rettore del santuario San Calogero di Agrigento. Don Giuseppe, i Tammura insomma sono quelli che simboleggiano un po' la tradizione di San Calogero. Il loro festoso suonare, insomma, risveglia un po' tutti. Eh sì, già dal 1° di giugno, ecco, hanno iniziato, ecco, sono i tamburi a rallegrare, quindi, e a invitare la gente a ricordare che siamo già prossimi alla solennità di San Calogero. Dicevo 18 giugno la festa calendariale, sì. Poi nelle diverse realtà di Agrigento e provincia si festeggia in maniera differente. Sì.
Ecco, noi abbiamo fatto una celebrazione solenne proprio il 18 giugno, perché d'altra parte ogni anno è stata fatta, abbiamo tenuto presente quest'anno anche il Tamburino del Girgente che ricordano il loro decennale di fondazione, quindi la loro presenza, anche la benedizione per loro, e soprattutto poi abbiamo dato la benedizione ai confrati e alle consorelle. Prossimamente, iniziando l'ottavario, ci saranno 2 nuovi confrati che entreranno a far parte della confraternita di San Calogero, e mi sono riservato poi di dare una benedizione, ecco, di consegnare solennemente, ecco, San Calogero nelle 2 domeniche ai nostri amici portatori. San Calogero è un santo prettamente agrigentino siciliano, oppure in tutto il mondo cattolico è conosciuto e venerato? Beh, proprio mondo cattolico non direi, lui viene dalla Calcedonia, la sua diciamo così, venerazione parte dal secolo VIII, più che altro nelle nostre zone di Sicilia. Ecco, il Santo Padre non conosceva San Calogero, quando l'ho incontrato ultimamente dicendo di San Calogero, dice, ma chi è San Calogero? Dov'è che sta Agrigento? No? Ecco, di conoscere meglio San Calogero. No? Leggendo una sua intervista oggi sul giornale, lei faceva anche il rapporto tra l'essere San Calogero, cioè un uomo di colore, e la nuova realtà di immigrazione che coinvolge, sì, insomma, la Sicilia e l'Europa. Sì. Ho colto l'occasione, anche in occasione del 18 di giugno, invitando i bambini dell'amore dei Girgenti, no? Li ho fatti venire e ho chiesto loro, ma San Calogero dove è nato? La risposta, ad Agrigento. Ad Agrigento è nato San Calogero, perché è proprio sentita, certo, come la venerazione di San Calogero certamente nelle zone di Sicilia, sì. No? D'altra parte lui viene, ecco, dall'Africa, e quindi l'anno scorso volutamente ho fatto celebrare l'ottavario a un padre congolese, no? Presentandolo come cugino di San Calogero. Quest'anno sarà invece un padre nigeriano, no? Perché questo aiuta un pochino a questa solidarietà, questa apertura, no? Il mare si apre e ci apre un orizzonte ampio, e quindi anche questa dimensione quest'anno ho voluto sottolineare, ma non so se posso ancora. Parleremo in seguito anche di quello che è, insomma, il programma dei festeggiamenti programmati proprio qui ad Agrigento. Mi date ragione che San Calogero, insomma, è un po' un santo particolare che sta nel cuore a tutti. Silvio? Sicuramente verrebbe da dire, meno male che San Calogero era dell'VIII secolo e non dei nostri tempi, altrimenti con i porti chiusi a quest'ora non esistevano i tamburinara, non esisteva la tradizione del pane, non esistevano tante cose, no, Don Giuseppe? Sì, sì, sì. Fortunatamente è arrivato in quel periodo là. Rappresenta tutti, a volte forse dobbiamo ricordarci chi era San Calogero, che era un santo nero, che veniva qui ad aiutare gli altri. Forse studiando un po' più di storia potremmo capire anche tante altre cose. E a proposito di capire, noi a volte capiamo un po' meno e a volte un po' di più l'aggressività delle Iene, ma è quello che poi ha decretato il successo di questa trasmissione, che in realtà tratta molto spesso dei temi forti e molto spesso risolve delle questioni che dovrebbe essere invece lo Stato o comunque l'ente pubblico a farlo, non senza dei problemi, qualche microfono tirato, qualche cosa addosso. Silvio? Di tutto, succede praticamente di tutto, però io, così come ovviamente i miei colleghi molto prima di me, abbiamo sposato questo, non la chiamerei missione, però abbiamo sposato l'amore per questo lavoro, e allora prendiamo tutto, anche le microfonate. Se dovessi ritornare un po' indietro nel tempo, io quando ti ho telefonato pensavo, ma la prima volta quando ho conosciuto Silvio nel suo mestiere di giornalista. Perché non eravamo a tavola quando ci siamo conosciuti. No, diciamolo, perché ci siamo andati subito dopo a tavola. Le facili battute, ci siamo andati subito dopo a tavola. No. Io ricordo un Mediterraneo senza frontiere. Credo che tu fossi inviato di Agrigento Notizie? Sì. È iniziata lì il tuo percorso giornalistico? Assolutamente sì, io ho iniziato fine 2007 ad Agrigento Notizie, ho proprio iniziato lì,
ho conosciuto te che presentavi lo spettacolo e facevi anche l'ufficio stampa, mi ricordo. Perfetto. Ci siamo conosciuti lì, ho continuato poi ad Agrigento Notizie, ho sempre collaborato con Agrigento Notizie, alla fine negli ultimi 3 anni prima di trasferirmi a Milano ho anche diretto la redazione e poi nel mezzo delle agenzie di stampa, anche Repubblica, però sì. Ricordi quando hai deciso io voglio fare il giornalista? Non l'ho Quando mai hai deciso. pensato comunque? È stato questo lavoro che ha deciso di prendere me, nel senso che io ho iniziato dalla maniera più antica, la storia più classica possibile a scuola, col giornalino della scuola. Allora avevo un bivio o per le passioni, o fare il poliziotto, che era la cosa da bambini tutti, diciamo, voglio fare con le pistole, le stellette, sceriffo e tutto. Poi in realtà ho incontrato questo lavoro a scuola con il giornalino della scuola, le prime interviste, le primi articoli e tutto, e lì ho capito che proprio è stato questo lavoro che ha preso me, e lì ho capito che era quello che mi piaceva fare, che poi ho fatto. La prima soddisfazione? Non con l'ultimo lavoro, ma con i primi lavori, cioè con Agrigento Notizie, ecco, magari il primo scoop, la notizia che tu pensi che, guarda, ce l'ho fatta bene. Ti viene in mente qualcosa? Non ricordo una soddisfazione precisa, una soddisfazione che mi accompagna, avendo lavorato ad Agrigento, in Sicilia, che è una terra molto difficile, che mi accompagna da sempre ancora oggi, è quello di non dover dire grazie a nessuno se non ai miei genitori per il sostegno che mi hanno dato. Dopodiché in una terra in cui spesso si sente di conflitti di interesse, di alle volte giornalisti che sono troppo vicini a certi ambienti, cose un po' così strane, fumose, nebbiose. Ma la scala tu l'hai salita gradino per gradino? Assolutamente sì, quello è... Ma perché arrivo da questa terra, secondo me? Cioè, questa è una terra così difficile, complicata, che ha tante contraddizioni. Diventiamo subito bravi. Magari bravi no, però siamo pronti a andare in guerra. Andare in guerra. Una volta e ci difendiamo bene. Qui, siamo pronti ad andare in guerra, questo è sicuro. Bene, proseguiamo a conoscere i nostri gentili ospiti. Francesco Baldacchino lo conosciamo già, insomma, ci ha fatto gustare tanti bei bicchieri di vino e ci ha parlato anche di alcuni segreti del nostro vino. 2018 la produzione, Francesco? È una bella domanda questa, perché all'inizio si è partiti con molto scetticismo, perché si pensava, grazie alla vendemmia scorsa, dove c'è stato troppo caldo, a dei vini un po' non di altissima qualità. Invece devo dire la verità che gli enologi, i produttori, i vignaioli si sono impegnati tantissimo e i risultati hanno un po' smentito questa previsione che si era fatta prima. La Sicilia è ancora l'ombelico del mondo? No, per i vini no, anzi. Negli ultimi 15-20 anni ci siamo riscattati ampiamente, lo dimostrano le varie aziende del nostro territorio che riscuotono sempre più consensi, assolutamente, anzi per molti siamo visti come forse il traino del sud, per quanto riguarda, facciamo da traino per la produzione vitivinicola del sud. Per introdurre la manifestazione Sicilia in bolle, anche un tuo giudizio sulle bollicine siciliane? Ma bollicine siciliane, io posso portare una testimonianza di un signore che ha a Salerno una delle più grandi enoteche d'Italia. Appena ha saputo che noi organizzavamo questa manifestazione, ha fatto una battuta, detto, ma se io fossi il ministro dell'agricoltura abolirei per legge le bollicine da Napoli in giù. Per fortuna lui non è il ministro dell'agricoltura, poi noi abbiamo avuto tanti ministri, ma questo per fortuna non c'è stato. Vabbè, lui è stata ovviamente una battuta fatta in quel caso a tavola, quindi dopo aver bevuto magari qualche bicchiere. Però questo perché? Perché la visione di chi è del centro-nord oppure all'estero individua le bollicine con terroir, con situazioni pedoclimatiche fredde, cioè che danno origine a poi queste produzioni. Da noi diciamo che per i luoghi comuni non ci sono questi presupposti, per molti. Invece abbiamo dimostrato, e Sicilia in bolle ne è la testimonianza, che abbiamo delle produzioni spumantistiche di assoluto valore. Non voglio citare nessuno per non fare un torto a qualche altro, ma le nostre bollicine
appassionano, riscuotono successi nei vari concorsi, veramente abbiamo delle produzioni di altissimo livello, sia col metodo classico che con lo metodo Charmat. E aggiungerei anche che con i frizzantini, ad esempio i veneti che si sentono diciamo, la patria dei frizzantini, spesso assaggiano le nostre produzioni, eccezionale, fatto giù, sicuro e dico grandissimo. Quest'anno con Sicilia in Bolle entriamo in competizione oppure insomma ci rapportiamo con il Trentino? Alessandro Mauro? No, non entriamo in competizione, anzi è una collaborazione. L'anno scorso abbiamo avuto Franciacorta, quest'anno avremo il Trento Doc, è un'assoluta collaborazione che abbiamo con queste grandi zone spumantistiche del nord. Quarto anno di Sicilia siamo alla quarta edizione. Ce la vuoi riassumere? Ricordo che siamo venuti 4 anni fa, quasi una scommessa, a voler fare questa grande manifestazione oggi importante, che invece insomma, si attesta come dice AS Italia una delle più belle manifestazioni importanti ed interessanti di tutta Italia. Valorizzare la produzione spumantistica in Sicilia. Quest'anno è su 2 giorni, giorno 1 e giorno 2. Giorno 1 parleremo dopo del particolare di quello che avete organizzato. Mi volevo soffermare proprio, come diceva Francesco, sul discorso delle bolle. Voi avete incentrato questa manifestazione per abbiamo proprio voluto valorizzare vino, la spumantistica siciliana, proprio per i motivi per i quali Francesco poco fa diceva. Oggi in Sicilia facciamo degli ottimi spumanti, nulla da invidiare. Ma l'avete invitato quello là che diceva che le bolle siciliane erano buone? Ma oggi l'ho sentito. Così ma dobbiamo vedere se viene. No, vabbè, oggi l'ho sentito e mi ha detto ci farò di tutto per essere presente. Ma io penso che sia stata personalmente. Io penso che sia assolutamente stata una battuta fatta, ma guarda, Peppe, si produce dell'ottimo spumante, nulla da invidiare alle aziende più rinomate, tanto è vero che il Trento Doc viene ospite da noi proprio perché capisce l'importanza della spumantistica. E poi anche l'intuizione di collocarla nella location del Madison, lo possiamo dire, insomma. No, dobbiamo dirla. Ti affacci e vedi la Scala dei Turchi, ti affacci e vedi Caporossello. Il Madison è una vetrina importante per Sicilia in Bolle, poi siamo sulla Scala dei Turchi, insomma, che i primi anni ha fatto da traino pure. Pensa che quest'anno Sicilia in Bolle abbiamo avuto il piacere di presentarla al Vinitali ed è stata una gran bella soddisfazione e molti facevano il riferimento con la Scala dei Turchi, che vuoi o non vuoi, insomma. Poi ci racconterai insomma di questi 2 giorni che cosa avete preparato e come vi prospettate. Una volta io da adesso sto per fare il terzo anno. Ma a proposito, io invito in diretta diretta Silvio, sarebbe un orgoglio averti. È così, ma si beve gratis? Sì. Vabbè, allora bevo. No, stavo dicendo i giornalisti. Tipica domanda dei giornalisti. Senta gratis. Devo chiedere, visto che siamo in diretta così preparo. No, stavo dicendo, prima, fino a un paio d'anni fa, quando uscivi fuori alla Sicilia, dicevi dove sei? Di Agrigento, la Valle dei Templi, vedi che Valle dei Templi. Adesso c'è molta più gente che parla della Scala dei Turchi, cioè adesso è conosciuta praticamente da tutti, da in qualsiasi parte. A proposito di conoscenza, conosciamo ancora i nostri ospiti, Angela Zicari, per questa importante federazione, questa riunione dei movimenti Noi Liberi, per parlare, soprattutto per richiedere i diritti dei diversamente abili. Angela. Buonasera. Sì, siamo sempre in attivo, soprattutto in questo periodo stiamo cercando di informare le persone su un fondo del dopo di noi che è molto importante per le persone con disabilità grave, perché permetterebbe appunto di sostituire il sostegno che fornisce la famiglia, ossia il sostegno genitoriale. Dopo di noi vuol dire il fatto che il diversamente abile, quando non ha più la famiglia di sostegno, di supporto, deve avere qualcuno che gli sta accanto. E appunto, ma soprattutto miriamo alla giusta informazione, alla corretta informazione, che
perché purtroppo, ahimè, siamo venuti a conoscenza che molte famiglie non sono state informate correttamente, la persona disabile non è messa nella posizione di poter scegliere, ma gli è stata posta un'unica soluzione, ed è per questo la soluzione della casa famiglia, contrariamente a quello che invece venivano poste le linee guida, e sia anche il fondo quando viene ripartito nelle varie regioni. Le linee guida invece predispongono che la persona disabile sia al centro del proprio progetto, la persona disabile possa scegliere. La vostra associazione appunto fa quindi anche sicuramente il lavoro di far conoscere, di informare tutti di quelle che sono le normative. Sì, questo è fondamentale, perché lì dove le amministrazioni fanno da sordi, noi diamo la voce invece a chi realmente può promuovere il proprio diritto. Conoscere il proprio diritto significa tantissimo, significa poterlo richiedere, significa poterlo difendere. Ricordo una battaglia di Piffi, una iena per eccellenza, Silvio. Sì, che arrivava uno scontro diretto con la regione. Subito dopo un servizio di Cristiano Pasca l'anno scorso, un altro collega. Poi Piff ovviamente ha speso la sua immagine per andare a battere i pugni sulla scrivania, come no? Perché nessuno si era accorto di questo problema dei soldi che non per i disabili gravi, disabili gravissimi, improvvisamente. Poi la cosa che ogni tanto ti fa incazzare, ti fa arrabbiare, poi cazzare si può dire, è che alle volte deve essere la televisione a risolvere questi problemi che nei corridoi della politica conoscono tutti. E dire, Angela, che la legislazione italiana sul welfare dicono che sia una delle migliori in assoluto. Non è come si pensa, sulla carta funziona tutto bene, sulla normativa funziona tutto meravigliosamente. Infatti stiamo proprio informando le persone su quello che la normativa prevede, su quello che i diritti riconosciuti per le persone disabili esistono, ci sono, basta semplicemente farli applicare comunque fondamentalmente e richiederli. Questo è un passaggio molto difficoltoso, perché spesso anche noi stiamo utilizzando questo sistema, che è un sistema anche mediatico di informazione, per arrivare proprio nelle case di tutti, per fare comprendere che comunque hai la possibilità di scegliere, è un diritto che non può essere assolutamente negato, e la persona ha il diritto di riappropriarsi della propria vita. Questo non è semplicemente una volontà, ma è una consapevolezza che la persona disabile ancora deve acquisire, e pertanto questo passaggio noi ti invitiamo invitando proprio per questo, insomma, per amplificare il vostro pensiero, il vostro messaggio. Stiamo lavorando tantissimo nei vari distretti, proprio perché la cosa che a noi dispiace è che però chi dovrebbe assistere, che sono i servizi territoriali, queste persone diversamente abili, invece non li informano correttamente. Ahimè, questo va a negare alla persona con disabilità un diritto, che è il diritto a una scelta più ampia rispetto a quella che gli viene predisposta. E noi facciamo da pungolo. Conosciamo ancora un altro dei nostri ospiti, ovvero Vincenzo Chiapparo. Lui è un security manager. Ci vuoi subito illustrare quella che è la tua professione, il tuo modo di essere, insomma? Cos'è? Un addetto alla sicurezza? Forse è un po' troppo restrittivo, ecco. Più che detto un professionista, però prima che parlo della mia professione e delle mie competenze, mi volevo collegare al discorso della signora presente, no? Noi siamo in un concetto, giusto che parliamo dei disabili. Io onestamente progetto anche attività di sicurezza nelle aree urbane, opero per un noto istituto di vigilanza, copriamo una vasta area a livello nazionale, da Agrigento a Milano. Su questo riferimento per soggetti per le persone disabili andiamo anche su un discorso della safety. C'è la safety security. La safety è una tipologia di sicurezza che viene adottata nel Regno Unito. Noi con il termine sicurezza in Italia intendiamo con un'unica ossatura la sicurezza fisica delle persone, quindi dei fattori anche esterni. Comprendiamo sia questo che anche la tutela dei beni mobili e immobili che proteggiamo noi ai privati e anche agli enti pubblici. Sto prendendo spunto anche dal suo discorso, perché è una categoria naturalmente anche debole in molti aspetti, il disabile, quindi spesso è solo, deve essere assistito, anche nelle aree urbane, quindi dove naturalmente ha anche diritto alla sua sicurezza. Io prenderò spunto che nei prossimi progetti nel senso andrò anche a sviluppare oltre delle tecnologie, lavorando anche con gli enti pubblici,
per diciamo, seguire delle linee guida un po' più europee, nel senso l'assistenza urbana, dei percorsi specifici parlo anche adottare delle tecnologie un po' più addentrate per queste persone. Lo vaglierò naturalmente gli organi dove io ho anche rapporti. Per questo dicevo che quindi lasciando stare la legge 81, che è la legge naturalmente che è del riferimento della sicurezza negli ambienti di lavoro. Per questo dicevo io, Vincenzo, che dire che un addetto alla sicurezza è molto riduttivo, sì, è tutto un progetto, è tutto insomma, un progetto che comprende, non bisogna guardare naturalmente le persone che abbiano tutte le abilità a poter diciamo spaziare in qualsiasi ambiente, quindi sono soggetti che hanno delle notevoli restrizioni anche nei movimenti. Quindi la sicurezza deve essere anche garantita soprattutto in questi territori. Ma andando così un po' per far comprendere anche ai nostri telespettatori, cioè si parte dal semplice bodyguard, cioè sulla persona che va a salvaguardare direttamente un'altra persona per arrivare dove? No, non è così. Il discorso è un po' più articolato, c'è una disamine corretta, parliamo della vigilanza privata nazionale, parte dal 1931. Quindi 70 anni che diciamo, viene sviluppata. Dal 1931 con il testo della pubblica sicurezza, il 773, e con l'articolo ex 134 autorizzava, il legislatore autorizzava a un pubblico cittadino a potersi autodifendere. Per quanto la polizia e gli organi di polizia giudiziaria siano importanti per la difesa del territorio, però non c'è un organico così sufficiente a garantire la protezione dei beni privati del singolo cittadino. Quindi si è data la possibilità nel 1931, con delle norme naturalmente, con delle norme, con il decreto 773, al pubblico cittadino di potersi autodifendere rivolgendosi, autorizzando gli istituti di vigilanza privata. Naturalmente nel 1931 dobbiamo anche capire che siamo in un'epoca fascista. Quindi naturalmente il legislatore era molto attento ad autorizzare corpi armati sul territorio, quindi ha dato delle restrizioni importanti, ad esempio il numero delle guardie particolari giurati non era ad esempio superiore a 10 unità, i limiti diciamo, di autorizzazione provinciali dove poter esercitare l'attività era molto circoscritta, questo per avere più possibilità di un monitoraggio dei corpi, diciamo, degli istituti di vigilanza. L'evoluzione naturalmente ci ha portato anche perché al tessuto sociale, ai giorni nostri, a fare cosa? No, giustamente questa, questa concessione che ci ha dato il legislatore con la 773 stava sempre più stretta nel tessuto sociale, perché il mutamento sociale c'è stato, quindi ci stava stretta questa legislazione. Ma in realtà ci sono state anche delle interrogazioni parlamentari nel 90, nel 96, fino al 2000, però senza nessun esito. In realtà noi cominciamo ad avere un vero cambiamento dell'assestamento della vigilanza privata in tutto il territorio nazionale al momento in cui entriamo in una, diciamo nel 2005, andiamo diciamo, a scostarci dalle conformità europee, cioè nel senso che a parte che un istituto di vigilanza tedesco doveva venire in Italia ad erogare il servizio, quindi non si trovava con le nostre linee, gli è stato negato e si è rivolto alla Corte di Giustizia europea. Da lì noi c'è stata una violazione, siamo stati condannati dalla Corte europea. Ma quindi adesso come siamo situati? Adesso grazie al dottor Acunzo, che è il capo dell'organizzazione diciamo, del Ministero degli Interni che disciplina gli istituti di vigilanza, ha dato una prima identità nel settore poi dopo il 773 siamo arrivati al 2008 che l'Europa ci ha dato un termine per l'adeguamento, da lì in tempi brevi si è riusciti, grazie a funzionari capaci e professionali del Ministero degli Interni, a sviluppare il DPR che è il 153. Adesso siamo in linea? Adesso siamo in perfetta linea, quindi passiamo da una conduzione familiare degli istituti di vigilanza a professionisti della sicurezza. E qui c'è anche il manager. Parleremo anche poi con te per quanto riguarda il percorso che magari si può intraprendere per fare questo lavoro. E conosciamo infine in questa prima tornata Elisa Donisi, la nostra ospite musicale. In realtà ti conoscevamo già prima, Elisa, sì. Sei stata ospite con Target in altre occasioni. Sì, sono venuta qui con Lia per presentare Casa Sanremo, dove siamo stati a febbraio. Lia è il riferimento a Lia Minio, alla direttrice dell'Accademia Palladium, che tante piccole e grandi realtà sta portando in alto. Da quel periodo adesso che cosa hai fatto?
Ho fatto tanta musica, sto scrivendo tanto, faccio tanti master perché non si smette mai di imparare e fino adesso diciamo che andiamo bene. Bene, naturalmente sei qua esclusivamente per cantare, certo. Vogliamo subito sentirti. Che cosa ci propone come primo pezzo? Avrai di Claudio Baglioni. Bene, vai al centro allora del nostro studio, per voi qui a Target, Elisa Donisi. Avrai sorrisi sul tuo viso, come d'agosto grilli e stelle, storie fotografate dentro un album, rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzare la testa, il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino, che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare e pantaloni bianchi da tirare fuori, che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai 2 lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide, pescatori di telline e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti ore, vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andare lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, amore avrai parole nuove da cercare quando viene sera e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca, un po' di tosse, Natale di agrifoglio e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini fradici di brividi e rugiada, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, avrai carezze per parlare con i cani e sarà sempre di domenica domani, e avrai discorsi chiusi dentro e mani che frugano le tasche della vita, ed una radio per sentire che la guerra è finita. Avrai il tuo tempo per andare lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, 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 amore avrai.
Ritorniamo a San Calogero. Don Giuseppe, dicevamo i festeggiamenti, la devozione e l'amore di tutti gli agrigentini per questo santo. Come si prepara Agrigento a vivere questo momento importante? Il programma è già stato definito? Sì, questo è un santo nero, no, ma beggio, nero e beggio. Sì, quest'anno abbiamo portato un po' avanti delle iniziative, stiamo portando avanti delle iniziative. Una è la mostra fotografica che è stata ideata dalla Confraternita in San Calogero, che avrà la sua inaugurazione e benedizione il giorno prima dell'ottavario, e cioè il giovedì. Mentre altri momenti saranno terminati intanto da un ottavario predicato da padre Linus, questo sacerdote nigeriano, non vi dico il nome perché lo sconvolgerei, no? Mentre tantissime parrocchie e unità pastorale ogni sera, no, a turno saranno presenti e celebreranno la festa di San Calogero, quindi un loro pellegrinaggio. Un pellegrinaggio anche in alcune parrocchie ormai da diversi anni fanno anche del mattino presto. Pensa alla parrocchia delle Fontanelle, San Michele, San Giuseppuzzo, no? Questi partono di mattina alle 5, alle 6 dicono messa, vengono a piedi, è un momento molto, molto toccante. Ricordava prima anche Silvio il discorso del pane. Si tira ancora il pane a San Calogero, ormai questa tradizione è un po'... No, si porta il pane e si benedice il pane. Io ho avuto una sorpresa graziosa quest'anno, proprio celebrando un matrimonio a Favara, vedi caso, il tuo paese, ma anche il mio. Due giovanissimi sposi che hanno girato un po' il mondo, no? Nel libretto che predisposto per la celebrazione del matrimonio hanno scritto e hanno invitato gli amici a non buttare il riso alla fine della vita. Hanno detto: noi vi forniremo di petare di rosa, perché dicono il riso si mangia. Il riso si mangia, noi questa cosa lo possiamo trasportare con il pane, no? Il riso si mangia, non si mette sotto i piedi, no? Allora è anche bello questo, perché è un discorso di condivisione. Ci sono alcuni panifici addirittura quest'anno, mi risulta, uno è quello vicino al panificio vicino a Antichi Sapori, non ricordo ma anche altri panifici che stanno predisponendo dei foglietti, no, che ognuno può andare a comprare del pane, e poi destinare questa ricevuta a dei poveri o a delle associazioni, bene, e poi loro nel tempo possono andare a prelevare il pane in quel panificio, che è un gesto molto vero. Io ve ne dico centinaia di chili di pane, no? Figurati. E dovremmo un pochino, perché San Calogero certamente accoglieva il pane, no? Lui era Abbiamo povero. parlato dei tamburina, parliamo anche dei portatori. Sì, io li definisco portatori di pace. Portatori di pace. Oltre che di San Calogero. Ma quest'anno abbiamo avuto degli incontri molto belli, molto interessanti con loro, con il loro direttivo, e stiamo portando avanti alcune iniziative, e quest'anno è un'iniziativa che mi pare che sia opportuno indicarla, stavo accennando all'inizio, è questa: praticamente quando San Calogero esce dal santuario, no? Il rettore del santuario consegna alla città, nella persona dei portatori, San Calogero, quindi con una benedizione particolare, a tutti, ai portatori prima di tutto, e poi anche ai fedeli, perché è una consegna alla città. Questa è la prima domenica, come anche la seconda domenica, questa consegna ufficiale, perché San Calogero ci appartiene. Va bene? Sacro e folclorico si sposano bene insieme, stanno bene insieme? Sì, si sposano bene, ecco, perché bisogna entrare anche in quel contesto, perché noi siamo fatti di corpo, non siamo solo di spirito, no? E quindi il nostro corpo anche deve esultare, ecco, deve soprattutto, e quest'anno metteremo in evidenza questo discorso che ho scritto nel mio messaggio: la città venera e porge la spalla a San Calogero vivendo la gioia della fraternità. Porgere la spalla, no? Significa condividere i pesi gli uni degli altri,
non è un discorso soltanto di mettere su San Calogero e portarla, no, allora tu condividi, perché la spalla è molto vicino al cuore. Bene, allora anche significativamente questo portare a spalla, quest'anno avremo la possibilità di un carrello, no? Nella preparazione del ritorno, il portatore lo porteranno sempre sulle spalle con quel peso che conosciamo, no? Che loro più di noi conoscono, e con le fatiche, ecco, della salita, delle discese, ma di ritorno, nella processione di ritorno, la prima e la seconda domenica, la confraternita ha predisposto un carrello adeguato, no? Dove si metterà San Calogero, e chiunque, giovani, ecco, adulti, famiglie, coniugi, agrigentini di tradizione, nuovi cittadini, porgeranno la spalla e quindi spingeranno questo carrello, no? È una cosa bella che noi evidenziamo, anche perché la prima domenica abbiamo invitato, e la seconda domenica faranno una sensibilizzazione particolare, i ciechi, no? L'associazione dei ciechi, no? E i povedenti, proprio e saranno loro, con le famiglie, con gli accompagnatori, ecco, in un tratto, ecco, a portare in spalla, no, ci apprestiamo, però camminare su questo carrello, a vivere questo momento importante. Silvio, dicevamo la ribalta nazionale arriva con la 7. Sì. Com'è stato questo approccio, insomma? Ero un attimo tutto il territorio, stavo immaginando la scena del portatore, e invece il portatore è bello, e quando torno è sempre bello vederla. L'altra volta sono stato a Naro, ho visto per la prima volta la festa di San Calogero a Naro, dove trascinano con le corde sulle slitte il santo, ogni città ha le sue cose, bellissime. Scusa, la ribalta nazionale, sì, arriva con la 7? Sì, arriva con la 7, con la Gabbia, con Gianluigi Paragone, che adesso è senatore del Movimento 5 Stelle al Senato, ha preso questa nuova strada, e ho iniziato lì, sono stato con lui per 1 anno e mezzo, ho imparato tanto, mi sono divertito tanto. Era ovviamente una trasmissione più di taglio politico, economico, quindi era uno stile un po' diverso, però sicuramente è stata quella che mi ha dato più spazio a livello nazionale come rete televisiva all'inizio. E poi ho pensato, dico, ma Silvio per andare alle Iene, non lo so, ha fatto un concorso, ha mandato un curriculum, ha mandato dei servizi, ha fatto dei provini, lo hanno chiamato, lo hanno sentito. No. Se non c'è, diciamo, qualcosa da tenere nascosto, ce lo puoi... Qualche no, vi spiego. No, anche per saperlo, così. No, eravamo vicino alle elezioni, allora ho chiesto una raccomandazione a un candidato. No, capite, è vero, sto scherzando. No, la televisione funziona un po' come... alle volte faccio il paragone per farlo capire a tutti, un po' come il calcio, cioè a fine stagione adesso, in questi giorni proprio adesso, si riapre il mercato, e quindi c'è il mercato degli inviati nelle varie trasmissioni. L'anno scorso conoscevano dalla 7. Sì, sono ambienti dove ci conosciamo alla fine un po' tutti, dove comunque se io non conosco qualcuno, ci sono gli autori scout. Praticamente sì, ci sono gli autori che conoscono un po' tutti, quindi poi ci sono i contatti con le produzioni, e si va così. Ho avuto un contatto con le Iene, così come anche con altre trasmissioni, e poi però alla fine... La prima volta che hai messo il vestito nero e la cravatta? È stata l'estate scorsa, agosto, non lo sapeva ancora nessuno perché Mediaset mi aveva chiesto di non dire niente fino alla prima puntata. Ero in Sicilia, fuori Agrigento però, e mi sono cambiato nel bagno della casa della persona che dovevo intervistare, perché non dovevamo farci vedere che arrivavamo, e quindi è stata una cosa che non potevo comunque dire a nessuno, ero con i colleghi che erano venuti da Milano, quindi vabbè, per la normale, quindi è stata un po' una cosa in sordina. Però sì, è stata sicuramente un'emozione grande. Le Iene è una trasmissione. Il servizio più bello che ricordo, comunque più bello, dico sempre così, ma quello che ti lascia qualcosa. Quello che mi ha lasciato sicuramente qualcosa è stato l'ultimo andato in onda questa stagione, che riguardava per l'appunto un bimbo disabile a Genova. Che non poteva posteggiare. Esatto, non si capisce perché non davano questo parcheggio. Quello lo ricordo come un servizio particolare perché mi ha lasciato tanto questo bambino, e questo, ad esempio, il caso di questo servizio è perfettamente il caso in cui le leggi ci sono e non vengono applicate, le leggi per la disabilità ci sono e non vengono applicate, ma potremmo fare centinaia di esempi. Ad esempio
Se parli nell'ambiente della magistratura e dell'avvocatura ti dicono che il nostro codice penale è uno dei codici penali più invidiati in Europa o negli altri stati. Noi abbiamo ancora oggi gente che pensa a fare i censimenti, abbiamo un codice penale perfetto che ci consente di fare tutto, no, ci andiamo a cercare i censimenti. Le leggi ci sono, non si applicano, la verità forse è questa. Si hanno tirato qualche microfono addosso, qualche telecamera? Ma capita, spintoni, microfoni, poi io quando sono in difficoltà dico... insomma, sei grande e grosso, quindi devono stare un po' attenti. Io ho un trucco, io ho un trucco e quando sono in difficoltà dico fermi tutti, guardate che io ho un amico che si chiama Peppe Moscato di Favara. E allora lì sono a posto, si fermano immediatamente tutti. E il tuo apporto alle Iene si ferma per le vacanze? Riprenderà? Ci puoi dare qualche... stiamo lavorando, io sono tornato in vacanza, starò qui, partirò, tornerò... Viaggerò tanto, però non ci fermiamo perché prepariamo la stagione successiva, torneremo in onda a fine settembre e durante l'estate giriamo le storie più lunghe, quelle più complicate, più impegnative. Credo che per le Iene sia anche importante i vari ganci, no? C'è quelli che magari ti telefonano per segnalarti un qualcosa, per evidenziare che il vostro intervento potrebbe essere importante. Assolutamente, noi abbiamo considerato centinaia e centinaia di segnalazioni al giorno, gente disperata che ci scrive via mail, per posta ordinaria, in qualsiasi modo. La mattina c'è quello di turno, in redazione siamo in tanti, però c'è sempre qualcuno che arriva per prima, che passa alla posta a prendere dalla nostra casella tutte le lettere, per dirti ancora con le lettere scritte, affrancate, spedite, ogni giorno arriva di tutto, figurati via mail. Quello sicuramente è il bacino dal quale attingiamo di più. Poi ovviamente le conoscenze personali di ognuno di noi, degli autori, le notizie arrivano in tanti modi, però le segnalazioni delle persone che materialmente ci chiedono aiuto sono tante. Alessandro, Silvio ha detto sì a Sicilia in bolle, che cosa troverà in questi 2 giorni di lavoro? Lo faremo oltre al bicchiere naturalmente. Come? Ti faremo entrare gratuitamente. No, l'ingresso, quello che mi preoccupava è che si beve, si mangia senza... cioè quello, e poi adesso Vuoi parlarci di questi 2 giorni delle Sicilia in bolle? Sì, quest'anno, come ti dicevo poco fa, è su 2 giorni. Il primo giorno è dedicato ad un convegno che faremo su al Faro di Caporossello ed è un parallelismo tra 2 storie di 2 grandi regioni spumantistiche che sono il Trento d'Oc, come tu dicevi poco fa, e la Sicilia. Questo la mattina a mezzogiorno. Poi dalle 17:30 in poi invece ritorniamo al Madison e alla Sala Mare e ci sono 2 masterclass. Una per gli spumanti alle 17:30, per gli spumanti siciliani sono state scelte 6 aziende che producono spumanti e c'è un nostro relatore, il più esperto in AS Sicilia, che ci racconterà questi 6 vini e poi alle 19:30, se non sbaglio come orario, ma dovremmo essere alle 19:30, ci sarà la seconda masterclass sui vini del Trento d'Oc. Chi sono i vostri spettatori o comunque i vostri commensali? Guarda, oltre quelli i giornalisti sono quelli che non pagano, no, sono gli appassionati innanzitutto e poi gli addetti ai lavori, sommelier che arrivano da tutta Italia. Sommelier Francesco, per fare da insegnanti o per essere anche alunni? Per entrambe le cose, io sono partito da alunno, ora mi trovo ad insegnare. Spesso i vari istituti alberghieri mi chiamano per portare, per arricchire quello che già i ragazzi ovviamente sanno, con le mie esperienze e con delle nozioni, diciamo, in più che non sono previste di solito nei vari programmi. Nel particolare di Sicilia in bolle, qual è il ruolo dell'AIS? Ma l'AIS Agrigento ha ideato, è una nostra idea, eravamo con Alessandro e altri amici riuniti così qualche mese prima della prima edizione, pensavamo di fare qualcosa di particolare. Avevamo pensato di fare qualcosa che valorizzasse questo nuovo prodotto che viene in parte anche snobato e in cui le aziende stanno distributando, che erano per l'appunto le bolle siciliane, gli spumanti siciliani. Abbiamo deciso di fare qualcosa così leggera, dedicata nel periodo estivo a questa produzione, l'abbiamo fatta lì. Voglio aggiungere 2 cose a quelle che ha detto Alessandro.
Voglio testimoniare il primo anno, noi il primo anno abbiamo raggruppato 32 aziende, quest'anno ne abbiamo 53, quindi più 20. E le prime... Stiamo vedendo delle immagini. Sì, questa è l'edizione precedente. Il primo anno chiamavamo le aziende, ci proponevamo questa opportunità, questa manifestazione, e c'era un po' di scetticismo, molti glissavano, altri chiedevano garanzie. Quest'anno invece chiediamo la manifestazione, l'indomani abbiamo già le richieste per poter partecipare all'anno prossimo. Questa è la manifestazione che dobbiamo fare, e poi volevo aggiungere che stanno diversi ospiti molto importanti per il nostro ambito. A proposito di ospiti, voglio fare una battuta. Diceva mia moglie che mi vedeva sul computer, che diceva che mi stavo accreditando il microfono. E vabbè, ma lui non c'è abituato a lavorare in televisione, ci penso io, parli tranquillo. Parla. Stavo dicendo che parlavo con mia moglie che mi accreditavo per Sicilia in bolle, lei pensava che ci fosse bolle il ballerino. Potrebbe essere il testimonial di una prossima edizione, chissà. Certo, senz'altro. Prego. Volevo dire, gli ospiti che per il nostro settore sono molto prestigiosi. Avremo il neoeletto presidente nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier, lui si sposta poco, questo per lui era mai il secondo anno consecutivo, ne approfitta, viene la moglie, così fa fare un pochettino di mare, la moglie è appassionata di archeologia, quindi si visita tutta la Valle dei Templi, il Museo di San Nicola, tutto e di più. Abbiamo il miglior sommelier italiano che ha vinto l'ultimo concorso nazionale, Roberto Anisi, che è proprio di Trento. Abbiamo un illustre giornalista che è Umberto Gambino, il Rai 2, quindi Hit Parade e varie altre cose di enogastronomia, altri giornalisti di fama internazionale. E poi una cosa molto interessante che voglio evidenziare è che nei vari partecipanti che ci saranno, tra i sommelier che verranno per questa manifestazione, abbiamo tantissime richieste di sommelier che vengono oltre la nostra regione. Quindi abbiamo avuto prenotazioni da Piacenza, Padova, Salerno, Venezia, e ne approfittano per l'occasione e vengono a fare un po' di mare e soprattutto vino, spumante in questo caso. È un modo sicuramente per parlare bene della nostra terra, del nostro territorio e dei nostri prodotti. Nel nostro piccolo riusciamo a creare un evento, un piccolo movimento che io so che c'è qualche albergo che è già pieno, che hanno diverse prenotazioni. Diamo il piccolo contributo al turismo, diciamo. Sicuramente, di questo ne dovremmo fare quasi quotidianamente. Ritornando ai nostri amici diversamente abili, abbiamo parlato prima del dopo di noi, ma c'è anche un altro problema, anche un altro finanziamento, c'è un'altra possibilità relativamente alla vita indipendente. Sì, ci sono queste possibilità, come ho detto poc'anzi, sia del fondo del dopo di noi che della vita indipendente, ma sono delle possibilità che vengono quasi impedite dal funzionamento disorganico che proviene nella nostra Sicilia, in quanto per quanto riguarda per il fondo dopo di noi, appunto per il trasferimento che è stato diretto ai distretti, moltissime ci arrivano segnalazioni, moltissimi distretti propongono una sola soluzione, pertanto negano la possibilità di una libera scelta, ossia anche di poter vivere a casa propria, ma la proposta quasi in tutti i distretti siciliani viene data solamente per la casa famiglia, perciò va a decadere questa reale possibilità della persona disabile. Altro fondo che invece poteva andare in aiuto alle persone disabili gravi è appunto il fondo per la vita indipendente, un fondo che viene avviato nel 2018, nel gennaio scorso, attraverso una manifestazione di interesse che ha emanato la regione però ai distretti. Ahimè, cosa succede? Molti distretti non aderiscono, non avviano nessuna progettualità a favore di nessuna persona disabile, come se quelle persone disabili non esistevano in quel distretto.
e allora questa loro mancanza di interesse va sinceramente a mancare il diritto, a negare il diritto alla persona disabile appunto di avere una vita indipendente, di avere... Io spero di sì, io spero di sì, perché ce la fa proprio. Questa mancanza appunto nega il diritto alla persona disabile grave di avere una vita indipendente, ossia di poter attraverso un contributo economico sopperire alla disabilità mancante, a quella che sono le abilità mancanti per poter svolgere una vita normale, perché questo è lo scopo del fondo, ma questo è anche lo scopo delle varie leggi che tutelano la persona disabile. Noi stiamo partendo sull'informazione perché è lo strumento necessario affinché la persona... e anche un po' stiamo anche ci aiuta tantissimo la rete siciliana che viene collegata da tutte le altre associazioni di famiglie e persone disabili nella nostra regione Sicilia, infatti ci stiamo spostando in vari posti proprio per analiticamente anche segnalando quali benefici potrebbero attingere da questo fondo, ma comunque quello che il distretto ha fatto mancare a queste persone disabili, perché io credo molto nella legge e ritengo, il dovere di corrispondere. Sì, e ritengo che attraverso invece la difesa del proprio diritto la persona disabile può e deve difenderlo. Abbiamo messo a disposizione moltissimi legali che faranno delle procedure legali per fare rispettare la legge, perché è un aspetto, insomma, per è un altro passaggio che stiamo facendo per i disabili gravissimi, perché dal mese di gennaio che non percepiscono l'assegno di cura, che era stato riconosciuto con la legge regionale 1 marzo 2017, però ahimè è stata una mancanza. Già abbiamo 2 ricorsi vinti, 2 decreti ingiuntivi e continueremo, perché riteniamo che questo solo passaggio può aiutare veramente ad una Sicilia su una visione del rispetto delle persone, ma del rispetto soprattutto della legge. Di questa categoria, insomma, che ha bisogno di una categoria che ha bisogno di riprendere anche fiducia in se stesso, ma fiducia soprattutto nella legge, perché spesso la disperazione delle persone deve essere accompagnata nel fatto che ci sia la giustizia, che c'è una strada, c'è una possibilità, e non è andare a parlare con l'amico, ma rivolgersi alla magistratura, rivolgersi ad un avvocato, fare un procedimento legale, perché è un diritto che non è stato riconosciuto, è un diritto che comunque negato ti va a cambiare la tua qualità di vita, è una forma discriminatoria grave che ancora ritengo che molti distretti non si sono resi conto del grave dramma che sta succedendo. Bene, grazie e buon lavoro ad Angela Zicari. Ritorniamo con Vincenzo, dicevamo questa evoluzione che c'è stata nel campo della security in generale, ma che dà e che prospetta lavoro per i giovani, Vincenzo? Ma io onestamente ho elaborato proprio la mia tesi all'università, che il mio relatore è stato, come le dicevo, il dottor Acunzo, il Ministero degli Interni, anzi mi ha onorato di scrivere un pensiero nella mia tesi. Io ho elaborato la mia tesi riguardo la formazione, la selezione che adottano le aziende di vigilanza private europee, quindi ho fatto un confronto con noi, con il Belgio, la Germania, l'Olanda, la Spagna. E poi alla fine, dopo una lunga analisi, anche indagine svolta con le ambasciate, con i miei contatti, perché provengo anche dagli ambienti formativi militari personalmente, quindi da lì poi ho deciso di prendere più spunto magari da paesi un po' più distanti dall'Europa, tipo un modello israeliano, per me è un modello di intelligence e security l'eccellenza, la vetrina mondiale della sicurezza e dell'intelligence, per quanto mi riguarda e le mie competenze, l'Israele. Eccellenza in Israele, ma anche qui da noi questa potrebbe essere una professione che i giovani possono intraprendere, Vincenzo? Sì, secondo me noi abbiamo moltissime potenzialità. Noi nel tessuto sociale da nord a sud contiamo quasi 40.000 unità. Non siamo nelle realtà del Regno Unito che ci sono realtà di 600.000 unità di GPG, di guardie giurate, no? Però se creassimo questo rapporto tra pubblico e privato più sinergico, più stretto, e i servizi naturalmente di vigilanza vengono più
accostati nel privato, i pubblici, naturalmente ci potrebbe essere un'eventuale probabilità di incrementare l'inserimento di tante altre realtà. Il tutto naturalmente deve essere condito con grande professionalità, impegno, lavoro, andare a scuola, ecco. Ormai con il DM269 noi siamo classificati professionisti della sicurezza e security manager, come lo sono io. Sono regolamentato dall'UNI 10.459 che cristallizza tutte le competenze del professionista della sicurezza, e ci tengo anche a dire che anche un titolare di licenza di un istituto di vigilanza deve essere esclusivamente un security manager, un professionista della sicurezza, quindi se non si ha queste qualifiche l'autorità concedente nega l'autorizzazione, naturalmente. Bene, siamo arrivati praticamente alla fine, so che Don Giuseppe deve purtroppo andare via, quindi diciamo che saltiamo un po' il percorso che mi ero fatto io della seconda canzone di Elisa, per consentire a Don Giuseppe di fare il suo saluto e il suo pensiero, naturalmente nell'invito agli agrigentini, ma non ce n'è bisogno di accostarsi a San Calogero. La vedo, la festa di San Calogero, come una esperienza di fraternità, questo stare vicino l'uno all'altro, questo accalcarsi non tanto per lottarsi, quando ecco, veramente per sentirsi fratelli, al di là delle nazionalità, del colore, della pelle, ecco, un invito ad abbattere quelle barriere dell'indifferenza, ecco, dell'autoreferenzialità, del razzismo, e allora San Calogero deve aiutare proprio a vivere il Vangelo, perché lui ci ha dato una spalla e continua a donarci questa spalla. È un santo di ieri ma è un santo di oggi, molto attuale è la sua presenza, e ringraziamo il Signore anche perché ha sentito questa forte esigenza di venire dalle nostre parti e di restare qui e di operare qui da noi. E di operare qui. Quindi anche la sua intercessione deve aiutare tutti gli agrigentini e come a vivere intensamente il Vangelo della gioia, che è il Vangelo della fraternità. Bene, grazie Don Giuseppe, puoi alzarti tranquillamente, siamo in diretta, non ci sono problemi, ci vedremo per i festeggiamenti di San Calogero. Grazie a Don Giuseppe Veneziano, rettore del santuario di San Calogero, e nel mentre naturalmente Elisa ci propone il secondo brano. Che cosa ci fai ascoltare, Elisa? Mi sono innamorato di te. Mi sono innamorato di te. E mentre Elisa si prepara, dico ai nostri gentili ospiti, Francesco sta già preparando i bicchieri per gustare il vino, che poi i saluti, Silvio, non si fanno grazie, arrivederci, no, come si fa? Ci deve essere un pensiero, una frase, un buon proposito, un qualcosa, naturalmente il tutto in maniera positiva, perché il bicchiere è mezzo pieno, non è mezzo vuoto. La positività già il tuo saluto l'hai fatto, è già quello. Vabbè, a voi Elisa, Donisi. Mi sono innamorata di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcuno da sognare. Mi sono innamorata di te perché non potevo più stare sola. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Nient'altro che a te. Mi sono innamorata di te e adesso non so
cercare. Grazie a Elisa, come vedete i bicchieri sono già pronti e mentre dico ai miei Tammura di Girgenti di prepararsi, adesso vi faccio entrare per la sigla finale. Come dicevo, il saluto va fatto con un pensiero, con una frase, con una citazione, ognuno nel vostro campo naturalmente, poi brinderemo un po' insomma alla fortuna di tutti. Il saluto e il ringraziamento per Elisa Donisi, la nostra cantante ospite musicale. Elisa. Io auguro a tutti di realizzare i propri sogni, dal più piccolo a quello più impossibile, perché solo sognando si può essere vivi. Grazie della presenza e della partecipazione a Vincenzo Chiapparo, Security Manager. Ringrazio di avermi ospitato in questa trasmissione. Io il mio pensiero è di natura estera, israeliana, che la forza di volontà può portare a grandi risultati, e questo è un augurio a tutti i giovani di questo paese. Grazie della presenza ad Alessandro Mauro, responsabile di Sicilia in Bolle. Oggi, primo giorno d'estate, anche se oggi è 20, domani è 21, primo giorno d'estate, auguro a tutti un'estate frizzantina, con Sicilia in Bolle che vi aspetta tutti. Grazie a Francesco Baldacchino, presidente AIS, Associazione Italiana Sommelier. Aspetta, perché è un po'... perché era impegnato fa botte col microfono. Vino, fa botte col microfono. E mi ero liberato del microfono. L'augurio mio è di augurare il coronamento, come diceva la ragazza, mi ha un po' anticipato, di sognare il sogno proprio che si potesse realizzare. E nel mio ambito chiedo mi auguro che la gente si possa appassionare sempre più a questo mondo meraviglioso dell'enologia, della viticoltura e insomma del vino in generale. Grazie della presenza alla Iena, Silvio Schembri. Grazie a te Peppe, grazie alla famiglia di TVA. Io poi ospite mi sento quasi in imbarazzo, perché di solito sono stato sempre con voi da quella parte, siamo stati sempre insieme. Mi chiedi un augurio, io ho un chiodo fisso sempre, che è quello della mia terra, di Agrigento, della Sicilia, di tutto. E aprendo e chiudendo il discorso, perché lo conosco poco, mi auguro l'anno prossimo di tornare, anzi a Natale, di tornare per le vacanze di Natale ad Agrigento e parlare con gli amici dicendo: ti ricordi quanto era sporca la città quando abbiamo iniziato la differenziata? Meno male che adesso va bene. Abbiamo passato un po' di tempi brutti, però guarda adesso che bella. Questo è l'augurio che mi faccio, tornare a Natale e poter dire questo. Grazie ad Angela Zicari, presidente della Federazione Regionale Movimento Noi Liberi. E noi ci auguriamo che non ci siano più segnalazioni di bisogno di intervento, perché le persone disabili possano essere assistite dignitosamente, ma soprattutto che venga riconosciuta a tutte le persone disabili la libertà di scelta e l'autodeterminazione e le pari opportunità che ancora oggi vengono ahimè negate. Su questo ci lavoreremo tantissimo e spero che la nostra informazione, il nostro essere sul territorio possa rendere tutto ciò possibile. Bene, avete i bicchieri, se volete prendere i calici e brindare ognuno per quanto riguarda insomma i propri pensieri. Io sono l'autista e quindi l'autista non beve, berrò dopo tranquillamente. Mentre gli amici Tammurina di Girgenti ritornano qui con la loro forza, la loro prorompenza per salutarvi e per dire a gran voce naturalmente viva San Galò, Tammura di Girgenti.